Di attori famosi, e Andrea Pergolesi, che è lì un altro validissimo attore che interpreta il fratello di Spartaco, Marco Biasin. Eccoli qua. Loro proprio meritano perché hanno lavorato tantissimo, è stata veramente una grande fatica per tutti. Diego Pagotto, l'ho detto, sì. Le musiche del film sono di Pericolo Odierno, la fotografia bellissima di Lorenzo Pezzano, le scenografie di Virginia Vianello e Paolo Bandiera, Fulvia Mendolia per i costumi. Aiutatemi se dimentico qualcuno, Massimiliano Battistella, un ottimo aiutoregista, veramente un lavoro fatto bene. Il Leone di Vetro, Consorzio Vini Venezia, siamo con Alessandro Martini della Treviso Film Commission per parlare di una nuova produzione cinematografica che vede ancora coinvolto questo territorio. Sì, certamente è una straordinaria opportunità per promuovere il territorio, promuovere anche il turismo nel territorio trevigiano attraverso lo strumento del grande schermo, quindi della cinematografia. La Film Commission nasce 2 anni fa e in 2 anni abbiamo già realizzato una ventina di produzioni, sostenendole ovviamente con le risorse, i fondi, i finanziamenti della Camera di Commercio, della Regione e della Provincia di Treviso, e in questo senso anche per il 2014 siamo proiettati con il sostegno a attività appunto legate al cinema, alla televisione, alle fiction. Saremo in onda fra 2 settimane su Rai 1 in prima serata, e naturalmente anche a tutto quello che è la promozionabilità dei prodotti, dei luoghi e naturalmente tutto ciò che è tipico trevigiano. Quindi la location della provincia Treviso vi aspetta. Bisogna finire! Jacopo Biasin. Cos'è, Bastiano, non mi riconosci? Jacopo Biasin siete voi? E racconta del 1797 delle Pasque veronesi e quindi di questo momento di insurrezione da parte dei veronesi nei confronti dell'impero napoleonico. Il Leone di Vetro è un progetto nato più di 1 anno fa. Siamo stati coinvolti come consorzio affinché portassimo il nostro contributo sulla realizzazione di questo progetto, che abbiamo sposato da subito in quanto il tema per noi è molto caro, molto interessante. Racconta di anzi direi che è uno spaccato della nostra storia, della nostra cultura. Sicuramente è una storia vissuta. Sicuramente i nostri agricoltori, i nostri genitori, i nostri nonni hanno vissuto storie del genere. Questo film è la volontà di percorrere una nuova via di comunicazione, non solo del vino ma anche della nostra storia. La realizzazione di questo film sicuramente aiuterà a promuovere il territorio della provincia di Treviso. Anche Galtere di Marca ha voluto partecipare al sostegno di questa iniziativa, anche in coerenza con quelli che sono gli obiettivi del nostro gruppo di azione locale relativamente alla promozione di tutte quelle che sono le eccellenze del territorio e soprattutto dell'ambito rurale. Parla di ecotipo locale. Questa è un'altra caratteristica molto importante di questo prodotto. L'IGP è fatto solo con seme fatto dai produttori. Interessa far conoscere un territorio ricco di eccellenze dell'agricoltura, di eccellenze della terra. Noi siamo cugini, fratelli. Ecco, il territorio, anche se
visto che le province chiudono, non saremo più divisi, ci sarà un grande territorio dove è ricco di grandi eccellenze della terra.